Ci ha spinto a fare questo importante investimento il processo di rigenerazione già in corso nella città di Mestre, al quale vorremmo dare il nostro contributo, cercando un alto equilibrio tra le esigenze del mondo del lavoro e dell'impresa e quelle non meno importanti rappresentate dalle istituzioni e dalle altre voci nelle quali si esprime la ricchezza della comunità locale. Così il presidente e fondatore di Ali SpA, Francesco Canella, in una nota diffusa dopo l'acquisto dell'area dell'ex Umberto I di Mestre. Ali si è aggiudicata l'area all'asta per 26 milioni e mezzo di euro, un'area strategica inutilizzata dalla chiusura del vecchio ospedale e venduta all'epoca dall'ULSS per 52 milioni. Il direttore di Confesercenti della città metropolitana di Venezia, Maurizio Franceschi, definisce l'acquisto una buona notizia e si augura che la nuova proprietà possa trasferire in questo progetto quell'innovazione di cui Mestre sta facendo il suo tratto identitario. Il comitato ex Umberto I Bene Comune si augura un processo di sviluppo condiviso. Continuiamo sulla strada di chiedere che questo 5 ettari di verde che sono al centro di Mestre vengano discussi con i consigli comunali, di municipalità e con la popolazione attraverso delle assemblee democratiche, perché c'è la possibilità che si crei una comunità e invece che un conflitto rispetto al futuro di Mestre. Noi vogliamo che ci sia, sì certo, del commercio, della residenza, ma che ci sia anche degli asili, delle scuole, delle biblioteche, del sociale, insomma, e del verde, perché Mestre ha bisogno di ricreare un suo centro oltre a Piazza Ferretto. Alcune parti della proprietà rimarranno pubbliche ed è su quelle che il comitato concentra principalmente la sua attenzione. Alla richiesta avanzata al comune di acquistare l'area, il sindaco Brugnaro aveva risposto parlando di logica comunista: boato non ci sta. È assurdo dire che il comune non può comprare delle aree. Se le aree sono strategiche, il comune le compra, come avviene già nel comune a Venezia, nella zona di Mestre, col bosco di Mestre, cioè la parte che sta tra Favaro ed Ese sta diventando un po' alla volta il bosco di Mestre, secondo la vecchia idea di Gaetano Giorzetto, proprio acquistando delle aree che sono strategiche da questo punto di vista.